In un comunicato stampa il sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, comunica: sono stata contattata dal sindaco di Castel Gandolfo, provincia di Roma, Milvia Monachesi, e ho appreso la notizia del ritrovamento del corpo del nostro concittadino Carlo Paolo Bracco. Io, l'amministrazione comunale e tutta la comunità narese ci stringiamo pertanto attorno al dolore della famiglia Bracco e nel giorno dei funerali sarà proclamato a Naro il lutto cittadino. Dopo 16 giorni di ricerca incessante è stato così ritrovato il corpo del narese Carlo Paolo Bracco, 33 anni, scomparso lo scorso 5 agosto nel lago di Albano. Il giovane è stato ritrovato a 25 metri di profondità dal nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, che hanno operato con l'ausilio di moderne strumentazioni di ricerca subacquea. Per rinvenire il cadavere, probabilmente risucchiato da uno dei mulinelli del lago Albano, sono state effettuate in totale 110 immersioni. Carlo Paolo Bracco di professione faceva l'elettricista e 3 domeniche fa stava facendo il bagno presso il lago di Albano con il suo materassino quando ha perso l'equilibrio e si è ribaltato chiedendo aiuto. L'uomo probabilmente si era addormentato e non si è accorto di essersi allontanato. Nessuno lo aveva visto andare così là, neppure il bagnino del posto, ma quel giorno c'erano almeno 25 pattini in acqua intorno alle 16. 2 ragazzi in pedalò lo avevano visto scivolare dal gonfiabile e gridare. In pochi secondi il lago lo ha trascinato nei suoi fondali melmosi e pieni di alghe. Il fratello Antonino e la fidanzata Diana erano sotto l'ombrellone. Il bagnino della spiaggia vicino è stato allertato dai 2 ragazzi a bordo del pedalò che hanno visto l'uomo chiedere aiuto. Si sono così avvicinati col pattino al punto in cui è caduto, ma non hanno visto altro. Sulle rive del lago, al momento del ritrovamento del corpo di Carlo Paolo Bracco, c'erano anche i familiari dello sfortunato 33enne narese, che non si sono allontanati dal luogo delle ricerche. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria prima del riconoscimento da parte dei familiari. La sindaca di Castel Gandolfo, Milvia Monachesi, ha spiegato: ci sarà tempo per altre considerazioni, ora il mio pensiero è per la sua famiglia, che non si è mai allontanata dalla riva del lago fino a oggi. La prima cittadina ha poi aggiunto: esprimo l'affetto e la vicinanza alla famiglia e voglio ringraziare i sommozzatori dei Vigili del Fuoco per il loro infaticabile lavoro svolto con tanta professionalità e umanità, anche nel giorno di Ferragosto. Si sono tuffati e rituffati senza sosta, badando anche ad avere parole di speranza e conforto per la famiglia. Un grazie, afferma il sindaco di Castel Gandolfo, va anche al coordinatore Zelinotti e al commissario di polizia Ciampi che hanno diretto le operazioni che hanno portato al ritrovamento di Carlo.